Siamo tornati live, intanto ci scusiamo ma problemi tecnici ci hanno permesso di continuare la diretta, infatti abbiamo dovuto ripartire. Nel frattempo il risultato sempre di 0-0 come si può vedere dal nostro tabellino. Cerca la giocata che Caltanissetta viene fermato però in maniera irregolare da parte di Tarantino, sarà quindi calcio di punizione durante la partita non ripresa. È stato un calcio di punizione per l'Accademia Palermo Calcio che però non ha trovato nessun effetto positivo, direttamente una parata facile da parte di Perrone che ha bloccato il pallone direttamente dopo il calcio piazzato. Nel frattempo un altro calcio piazzato per il Villabate che batterà con Mamone. È andato piuttosto lungo, richiamando Inzerillo con le braccia, con i pugni in precedenza. Vediamo adesso. Cerca il primo palo in testa a Ganci, poi Magnaci può ripartire. Ecco il contropiede da parte dell'Accademia di Palermo Calcio. Serve Tallarita che poi perde forse qualche tempo di gioco nel tentativo di saltare Mamone, ma lo fa molto bene con il destro. Buona presa giocata, poi cerca Mazzola, lo trova, poi si gira, viene tallonato da due difensori. Tallarita cerca addirittura la conclusione. Molto complicato questa volta, anche per un giocatore che detiene delle balistiche come lui. Nel frattempo un cambio di fascia qui, mister Santologia sotto i nostri schermi, infatti ha annunciato questo cambio con Manice che giocherà sul lato di destra, invece Caravello sul lato di sinistra. Questo anche è molto utile perché potrebbe dare chiaramente delle difficoltà alla difesa a 3 avversarie che possiede delle marcature piuttosto evidenti. Qui cambia tutto intanto. Tarantino prova la sua incursione, Tallarita calcia verso la porta, non trova ancora i pali difesi da Perrone, alza troppo il suo interno destro. Ma questa era una grande occasione, anche piuttosto vicino, a differenza magari delle prime conclusioni da fuori da parte di Nicolò Tallarita. Questa volta era più ghiotta, non ha trovato la porta, ma comunque fa bene a provarci, perché da quelle distanze trovare la porta comunque potrebbe fare veramente la differenza. Nel frattempo un piccolo momento di break, c'è veramente tanto caldo, infatti i ragazzi si stanno dissetando un attimo con ad esempio Marco Lanno che si beve un po' d'acqua e poi riparte e probabilmente prende questo pallone. Vediamo, no, perché Riera lo anticipa. Ecco Caravello che lotta sulla fascia, poi viene fermato da D'Amico che con l'addome riesce a fermare il suo avversario. D'Amico si appoggia alla parte di Gambino, adesso Caltanissetta può puntare la difesa, lo trattiene un po' ma tutto regolare. Caravello e invece no, perché Ettore Gara lo punisce subito, trattenuta, calcio di punizione, ancora calcio piazzato per il Villabate che conquista tante punizioni. Questa potrebbe essere anche un fattore di questa partita, perché il tecnico potrebbe avere anche la preparata pure così con il mister Ferrante, che probabilmente permette ai suoi ragazzi di conquistare quante più punizioni possibili, il tentativo anche di trovare queste soluzioni che a volte mettono veramente tanta difficoltà, soprattutto quando si ha dei uomini che riescono a calciare con potenza dalle parti direttamente di Inzerillo o comunque in area di rigore per trovare una deviazione. In mezzo, questa volta è buono, poi di testa allontana Scarcella. Baglioni con la spalla la controlla, poi lotta tenendo lontano il suo avversario, cerca un pallone in profondità ma sbaglia, però è stato fischiato prima un intervento irregolare, dunque calcio di punizione per l'Academy Palermo Calcio che ripartirà dalle parti di Scarcella, che probabilmente andrà anche lui lungo. Scarcella va a lungo, poi l'anticipo di Mazzola che esce fuori all'area di rigore, poi casca giù, calcio di rigore per l'Accademia di Palermo Calcio, lo conquista Mazzola che poi ruggisce come un leone. E calcio di rigore perché Tallarita se lo va a prendere direttamente tra le braccia, vuole battere lui. Vediamo, però c'è anche Mazzola che potrebbe battere, invece no, perché il pallone va direttamente dalle parti di Giuseppe Baglione. Sarà quindi lui a calciare. Nel frattempo Caltanissetta con un gesto bellissimo a caricare il proprio compagno Filippo Perrone, che tra i pali avrà questo compito di neutralizzare il rigore, ma vediamo Baglione come lo calcerà, se cercherà la potenza
o se sceglierà invece la precisione. Perché Toto doppietta, ricordiamo, nell'ultimo match vinto contro il Santa Sofia con il risultato di 0-4. Sta guardando attentamente il portiere avversario. Adesso c'è silenzio anche sugli spalti. Baglione cerca la precisione, ma angola troppo e sbaglia calciando fuori il pallone. Viene rincuorato subito dai compagni dell'abbraccio. Un bellissimo gesto comunque da parte di questi piccoli giocatori che vanno subito a rincuorare il 10, che aveva cercato la precisione, aveva anche calciato bene, però forse l'ha ciabattata con l'interno collo. Tanto lo stesso Baglione qui sentendo un po' alla testa Maniaci, poi Mazzola come sempre sguscia via in posizioni molto complicate, ma sappiamo che lui riesca. Nel frattempo è rimasto a terra Vito Maniaci perché accusa una botta. Nel frattempo i ragazzi subito a dissetarsi con un ritmo forsennato praticamente, che c'è veramente tanto caldo. Un problema non solo per loro, anche per gli attrezzatori chiaramente tecnici, a volte non rispondono come dovrebbero. Nel frattempo il gioco è fermo con il direttore di gara che ha fermato il gioco per una botta alla testa per Maniaci, che adesso si rialza e torna a lottare all'interno del campo, con Aiello che restituisce il pallone. Tadarita lo tocca, ma era direttamente dalle parti della difesa, che infatti ricomincia con Scarcella. Riera, poi sbaglia il tocco, facile preda di Montalban. Baglione si appoggia, adesso lancia Ganci con il petto, la controlla Mazzola, poi Baglione allarga con l'esterno, c'è il cross di Maniaci. Si riparte direttamente da Perrone che andrà a lungo a cercare l'anno, aver anticipato qui da un ottimo intervento da parte di Felice. Al momento i difensori centrali dell'Academy Palermo Calcio non stanno in realtà toccando molti palloni. Tanto pallagione di Mazzola per Baglione che è un tocco sotto perfetto e si è rifatto dopo il rigore sbagliato, ma palla ancora geniale di Mazzola che da attaccante non fa gol ma fa un assist incredibile da numero 10, come quello che indossa proprio il compagno, che adesso viene abbracciato, inondato da abbracci da parte dei suoi compagni. Arriva quindi il risultato di 1-0, meritatissimo per ciò che effettivamente il campo sta al momento dicendo. Una formazione che sta dominando, che stava cercando il gol in più occasioni, è andata vicinissimo con il calcio di rigore sbagliato però dallo stesso Baglione. Questa volta è stato puntuale ad andare in zona gol, l'ha toccata forse con la punta, aveva tentato in realtà un tocco sotto, poi lo vedremo meglio nelle immagini chiaramente. La volata offensiva, c'è stato anche poi Aiello e l'anticipo perfetto da parte di Maniaci, che qui fa un grande ripiegamento difensivo, poi si butta in avanti. Era un'ottima giocata da parte dell'11, che infatti con questa rimessa laterale con Riera con le mani. Maniaci con la testa, la tocca a Madonia. Poi Riera va direttamente lungo, cercare forse Mazzola, forse direttamente la porta. Va bene, rimaniamo su. Risultato di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Riera, Baglione, Mazzola, poi l'appoggia dalle parti di Baglione, chiude però la difesa ospite. Biondo, spalle alla porta, cerca il dribbling sotto la rita che però non abbocca, con l'esterno trova una giocata giusta, ma viene fischiato un intervento irregolare proprio dallo stesso calciatore con la maglia numero 8.
E calcio di punizione questo. Viene battuto rapidamente. 1-2 sulla fascia. Caltanissetta viene portato sull'esterno da Tarantino e subisce fallo lo stesso Tarantino, che veramente irregolare è stato proprio del giocatore. Invece no, non è fallo, ma è rimessa laterale semplicemente. Poi Madoni allontana, messa con le mani. Tarantino testa a Madonia, poi Biondo lottano in due con Mazzola, esce fuori molto bene, poi Baglione. Aiello vede l'inserimento e l'arrivo da parte di Maniece, lui lo salta con una finta, poi si appoggia. L'anno 1-2 sbagliato, capisce tutto Riera 2 volte, poi guarda i compagni e lascia saggiamente agganci. Larga il gioco, Maniaci, buono quel suo controllo a seguire, elude Mamone, poi Baglione con l'esterno, Tallarita ha lo spazio per poter puntare la difesa. Adesso Caravello viene servito ma in posizione di fuorigioco, dunque si riparte con il possesso per il Villa Bate. Tallarita ha lo spazio, potrebbe provarlo, vuole il destro, lo cerca adesso e cerca la porta. Sta anche una deviazione, palla in calcio d'angolo, dunque occasione ancora per l'Accademia Palermo Calcio che si affaccia sempre lì. Scusa, la ripresa è ferma all'11esimo. Calcio d'angolo di testa, prova Maniace con la torsione, ma viene cercato questa elevazione, ma era molto complicato, forse un terzo tempo preso male da parte del giocatore che però non è arrivato. Adesso si riparte nuovamente dal basso, il Villabate che aveva perso qualche pallone di troppo in realtà nei primi minuti proprio con questa giocata. Questa volta riesce a uscire bene, ma viene conquistato nuovamente da Felice. Tallarita taglia molto bene il campo, poi vede il taglio geniale per Caravello che si gira, calcia con la punta e poi la parata perfetta di Perrone che si è girato molto bene qui, si è disteso soprattutto qui, anche molto bravo Caravello perché aveva controllato il pallone e poi con la punta, quasi una giocata da futsal, da calcio a 5, il tentativo di anticipare anche il portiere stesso con un tiro più veloce, con una velocità di esecuzione maggiore, ma ha dato molto bene giù il portiere e quindi ha negato il raddoppio. Calcio d'angolo intanto cerca sul secondo palo Mazzola che probabilmente leva il pallone a Scarcella che era lì sulla fascia, poi cerca una conquista fuori Tarantino, se non abbiamo visto male, palla che termina fuori, ma occasione importante nuovamente per l'Accademia Palermo Calcio con Mazzola che di testa ha anticipato lo stesso compagno Scarcella che era probabilmente pronto per battere in rete al volo con il piattone. Rilancio di Perrone, di testa, la controlla, poi ganci con la testa, lotta a centrocampo, deviazione, Aiello, poi esce molto bene qui dalla pressione di Maniaci che però non molla, c'è anche il raddoppio di Baglione che infatti va a conquistare questa palla. Mamone cerca dell'anno, lotta a Riera con la testa, poi Baglione allontana, testa sempre Mamone. Adesso Tallarita prova una giocata molto difficile, stava anche per riuscire effettivamente, poi viene fischiato un calcio di punizione, fallo di Tallarita, forse una spinta, non è stato molto chiaro. Siamo al minuto 33 di gioco, intanto mancano 2 minuti e poi sarà fine primo tempo. Una gara molto vivace, subito con diverse occasioni da rete per la formazione in maglia rossa, poi il calcio di rigore di Baglioni che poteva cambiare la partita, non l'ha cambiata, ma poi lo stesso numero 10 ci è riuscito poco dopo con un colpo probabilmente di punta. Tanto conclusione da fuori, praticamente da inserirlo. Cerca di fare passare la palla, qui Caravello non ci è riuscito, ma era anche molto complicato direttamente dal rinvio di inserirlo. Si riparte quindi con le mani con D'Amico, Madonia lungo il pallone, Tarantino la tocca, poi Felice rischia un poco perché in realtà nel tentativo di rinviare prende il suo avversario, si stava di gambino
Inserillo, palla su Riera, la pressione molto alta da parte di Aiello, riesce comunque a uscirne fuori. Poi sbaglia qui il rimbalzo, Madonia, Mazzola può attaccare la porta, c'è l'iniziamento di compagni, arriva infatti adesso con Caravello, le finte, cerca la conclusione da fuori, la parata e poi Mazzola salta il portiere, Mazzola ancora e con la punte sulla linea, la prende direttamente sulla linea Perrone, ma qui una grande giocata ancora una volta dell'Accademia di Palermo Calcio con questa conclusione da fuori piedi Caravello. Poi Mazzola è stato anche molto lucido, anziché calciare direttamente ha cercato di saltare il portiere, c'era anche riuscito, poi l'angolo di tiro era molto molto corto e di conseguenza non ha trovato la porta, ma era veramente difficile con la distanza. Qui Mazzola infatti sta uscendo un momento, come tutti i suoi compagni in realtà, per dissetarsi, c'è veramente tanto tanto caldo oggi. Anche la squadra ospite cerca di bagnarsi la testa, di bere il più possibile. Oggi un caldo veramente incredibile, che può essere veramente un fattore determinante di questa partita. Chiaramente non è facile giocare con queste temperature così alte, soprattutto pensando che siamo al mese di ottobre. Gioco fermo intanto per consentire a Perrone di riprendersi. Ha preso probabilmente una botta forse nella parata precedente, nell'uscita precedente. Si ritorna in campo nel frattempo con Perrone che va lungo, ma facile preda di Felice. Poi Mazzola, preso forse un po' in controtempo, prende una pallonata fortissima, una botta abbastanza forte per Mazzola, appena entrato ma appena bevuto un po' d'acqua adesso si è subito preso protagonista di un evento non favorevole in questo caso, una botta. Infatti è lo staff medico della formazione di casa che va subito a rinfrescare la parte, forse nell'orecchio addirittura la botta, una botta molto forte, ma comunque il ragazzo si è ripreso, sta bene e quindi può rientrare in campo, però prima deve chiaramente uscire, poi rientrare, come ormai il regolamento ci ha insegnati. È nostra, E poi il pallone verrà restituito direttamente dalle mani del direttore di gara, con Mamone che restituisce il pallone a Riera, che la controlla con il petto. Maniaci può puntare la difesa, cerca lo stesso Mazzola appena entrato dopo la botta, poi cerca un cross e tiro sul primo palo, quasi un tiro in realtà, direttamente dalle parti di Perrone, che va con le mani, la controlla con eleganza Gambino. 1-2 con Caltanissetta, può rientrare, poi Felice, l'ultimo tocco, la palla non è terminata fuori, poi trova un dribbling, lo ha tentato, ma con questa azione finisce anche il primo tempo, risultato di 1-0, decide al momento il gol di Baione, un primo tempo molto vivace, ha visto la formazione di casa trovarsi in vantaggio, anche con ampio merito, vista la grande prestazione. Nel frattempo noi vi salutiamo, ma soltanto per un istante, perché ci sarà un piccolo intervallo e poi il secondo tempo della partita. A dopo. I numeri parlano chiaro, c'è da essere soddisfatti e quindi si può sempre fare meglio. Certo, quelle 12 sconfitte, se fossero state 4-5 era meglio, però si può perdere, vincere e pareggiare. Noi ne abbiamo vinte di più, quindi va bene così. Sì, sicuramente queste statistiche sono utili poi a fine anno, anche durante, danno delle indicazioni su dove si sta facendo bene e dove si può migliorare. Ed effettivamente questo è un dato di fatto. Premesso che le amichevoli, specialmente in questo periodo precampionato o magari incontri squadre che non siamo tutte allo stesso livello di preparazione, lasciano il tempo che trovano. Devo dire che sono contento di tutte e tre le amichevoli, sia per le squadre che abbiamo incontrato, che erano il Capaci, gli Emiri e l'Under 19 del Palermo Calcio 5, che sono tutti nostri amici, quindi è stato un piacere giocare con loro. Dal punto di vista tecnico non faccio un commento perché, ripeto, lasciano il tempo che trovano in
questa fase di preparazione. Sicuramente sono soddisfatto dei nuovi e della rosa in genere. È stata una giornata particolare, ricordo perfettamente quel giorno perché non meritavamo né di pareggiare né di vincere quella partita, però poi grazie alla determinazione, grazie al non mollare mai, negli ultimi 5 minuti eravamo riusciti a raddrizzare la partita. Poi per episodi alla fine abbiamo beccato gol, abbiamo preso gol praticamente all'ultimo secondo, quindi onestamente un pochettino di amaro in bocca rimane. Magari non avremmo meritato neanche di pareggiarla la partita nei 60 minuti, però una volta che sei a 10 secondi alla fine e stai pareggiando, se prendi gol qualche imprecazione ci può stare. Sono molto contento, io in questo momento alle tue spalle ci sono i ragazzi a centrocampo che ridono e scherzano e secondo me questa è la cosa principale di ogni allenamento. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene, non ci nascondiamo, puntiamo a una posizione